a meno che non riporti in vita Giulia, cosa cambierà nella mia vita? Qualsiasi sarà l'evoluzione, Giulia non tornerà. Sono queste le parole di Gino Cecchettin nel giorno in cui la procura annuncia la chiusura delle indagini con i capi di imputazione nei confronti di Turetta, che avrebbe agito con premeditazione, crudeltà e feratezza. Parole che pesano come macigni per un padre che ha perso la figlia da 6 mesi in un modo tanto brutale. Mi affido alla magistratura e agli avvocati che seguono il caso. Tutti godono della mia massima stima e fiducia. E sono anche convinto che il procedimento a me non darà particolari preoccupazioni e vorrei restarne fuori il più possibile, tenendomi un po' distante, perché penso che indipendentemente da come si evolverà il processo, nulla mi potrà ridare mia figlia. Ancora una volta non c'è rabbia né sete di una sentenza esemplare nelle parole di Gino Cecchettin, il cui obiettivo principale ora è portare avanti la memoria di Giulia. Quello che deciderà di fare la magistratura e gli organi competenti, a me andrà sicuramente bene. Per me è giunto il momento di creare valore e andare avanti su altre cose. Ehm, Questo è ciò che lei vuole fare. Ricordare Giulia è solo il mio unico obiettivo e mantenere vivo il suo ricordo. Altro, la parte di processo, ripeto, a me interessa poco, pur facendo affidamento sulla giustizia, perché chiaramente ci deve essere, però tutto quello che ne verrà fuori io lo accetterò. Nel ringraziare procura e investigatori, il legale della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani, fa sapere che ora ci si preparerà al processo come parte civile, perché Giulia, conclude, abbia finalmente giustizia.